buonasera, benvenuti a Whispers of Naples. Questa sera non voglio raccontarvi soltanto una storia, vorrei accompagnarvi in un luogo dove il tempo sembra rallentare. Chiudete gli occhi per un momento e lasciatevi guidare dalla mia voce. Immaginate di essere seduti su una terrazza che guarda il Golfo di Napoli. Davanti a voi il mare è immobile, la luna piena illumina l'acqua con una luce d'argento e il Vesuvio veglia silenzioso sulla città come fa da secoli. Una brezza leggera sfiora il viso, in lontananza si sente il suono di una campana, poi il silenzio, un silenzio che non fa paura, un silenzio che sa ascoltare. Da qualche parte un pescatore prepara la sua barca. In una casa una famiglia si riunisce per la cena. Le finestre si illuminano una dopo l'altra. Qualcuno ride, qualcun altro racconta la propria giornata ed è proprio in quei piccoli istanti che Napoli mostra la sua anima, perché questa città non vive soltanto nei suoi vicoli o nei suoi monumenti, vive nelle persone, nei loro sorrisi, nelle mani che si stringono, negli abbracci che arrivano quando servono davvero. Ogni strada custodisce un ricordo, ogni balcone ha ascoltato una canzone, ogni pietra conosce una storia che merita di essere raccontata, ma la vita a volte ci mette alla prova. Ci sono giorni in cui tutto sembra fermarsi, giorni in cui il silenzio pesa più delle parole, eppure è proprio allora che scopriamo la forza che portiamo dentro. Napoli ha conosciuto il dolore, ha affrontato la paura, ha visto tempeste passare sopra il suo cielo, ma ogni volta ha trovato il coraggio di rialzarsi, perché la speranza non è qualcosa che arriva dall'esterno, nasce nel cuore delle persone, nasce quando qualcuno tende una mano, quando un vicino aiuta un altro vicino, quando una famiglia si stringe ancora più forte, quando nessuno viene lasciato solo. Ed è per questo che questa sera vorrei rivolgere un pensiero a tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile. Caro Dio, veglia su ogni famiglia, proteggi chi ha paura, dona forza a chi continua ad aiutare gli altri, conforta chi soffre e fa che ogni cuore possa ritrovare la pace. Ricordaci che anche la notte più lunga finisce sempre e che ogni alba porta con sé una nuova possibilità. Forse molte persone che ci ascoltano non hanno mai camminato per le strade di Napoli, forse non hanno mai visto il sole riflettersi sul golfo, eppure questa città riesce a parlare anche a chi è lontano, perché la gentilezza non conosce confini, la compassione non ha bisogno della stessa lingua e la speranza appartiene a tutti noi. Guardate ancora una volta il mare, le luci della città si riflettono sull'acqua, il Vesuvio continua a vegliare, immobile, la luna illumina il cammino e Napoli, ancora una volta, ci ricorda che anche dopo i giorni più difficili si può tornare a sorridere. Grazie per aver condiviso con me questo momento. Spero che queste parole vi abbiano regalato un po' di serenità. Abbiate cura di voi stessi, abbiate cura delle persone che amate e ricordate sempre, anche la luce più piccola può illuminare la notte più buia. Buonanotte, che Dio benedica sempre Napoli e che la speranza trovi sempre la strada verso ogni casa. Questo è Whispers of Naples by Vesuvio Chill House.